Buongiorno a tutti e bentornati a Valgrande. Oggi sono qua, sono venuta a prendere un po' di legna perché all'interno della nostra sala, visto che è arrivata la stagione invernale, abbiamo acceso la stufa. La stufa da sempre è stata una grande compagnia nelle sale da pranzo delle famiglie di agricoltori come la mia, come la famiglia di Alberto, e noi continuiamo con questa abitudine del fuoco acceso che un po' rappresenta la compagnia, rappresenta qualcosa di vivo all'interno delle nostre sale. Qui a Valgrande noi abbiamo conservato questa abitudine perché abbiamo visto che i nostri ospiti apprezzano il calore della stufa, ma soprattutto apprezzano questa fiamma viva che tiene compagnia anche per le persone che in questo momento sono qui a Valgrande e magari stanno mangiando da sole un piatto di pasta o un piatto di zuppa perché sono qui da noi di passaggio. Però è arrivata la stagione invernale e non c'è solamente il fuoco della nostra stufa a rendere accogliente la nostra sala, ma sono anche le nostre preparazioni invernali, come la polenta che potete trovare abbinata ai formaggi di produzione veneta che qui da noi si possono gustare, o la polenta abbinata alle carni nelle cotture brasate con le verdure piuttosto che al forno. Ma si possono gustare anche le paste fatte in casa o le zuppe con le verdure, oppure i risotti con vari condimenti, con i fegatini di pollame o con le verdure stagionali. Se siete curiosi di vivere un po' l'accoglienza della tradizione contadina, vi invito a passare qui a Valgrande, a prenotare il vostro tavolo e a confrontarvi con noi sulle abitudini che da sempre nelle case contadine si sono vissute. Vi aspetto anche per questo fine settimana, ma anche per preparare per voi il nostro cibo da asporto, e vi invito a continuare a seguirci nelle pagine del nostro sito o nei nostri riferimenti social. Ciao!